Esperti d'eccellenza nella valutazione sismica, compagnie assicurative e manager aziendali in sinergia con lo scopo di gestire con un nuovo approccio il rischio sismico degli edifici nuovi ed esistenti. Questo è il filo conduttore dell'importante convegno indetto dall'Ordine degli Ingegneri di Padova nella sede di Piazza Salvemini, che ha avuto il patrocinio di Confindustria e ANCE Padova, durante il quale è emerso che soluzioni globali sono già in uso negli Stati Uniti ed anche in Nuova Zelanda, come hanno sostenuto i relatori intervenuti al convegno. Giorgio Simeoni, presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Dunque un nuovo convegno, sempre organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Padova, su prevenzione e messa in sicurezza, per sottolineare ancora una volta l'importanza di questi temi. Sì, come già è stato detto, effettivamente il tema della messa in sicurezza è un tema che ci vede in prima fila insieme alle varie associazioni di categoria. Penso in questo caso a Confindustria e ad ANCE, che hanno patrocinato anche il convegno di oggi e che ringrazio. Il tema della messa in sicurezza è un tema, come dire, all'ordine del giorno, perché la necessità di garantire luoghi di vita e di lavoro sicuri ci pone di fronte a questo problema del miglioramento o dell'adeguamento di questi edifici che esistono e che magari non rispondono ai requisiti previsti per legge. Evidentemente non è sufficiente in alcuni casi, per quanto riguarda la realtà per esempio di un'azienda, avere un edificio che è in grado di salvaguardare la vita umana, anche se questo sarebbe evidentemente già un risultato di grandissimo livello, ma l'imprenditore dovrebbe anche avere una particolare attenzione a quello che è la sicurezza e la messa in sicurezza del patrimonio che sotto le mura di un edificio industriale conserva. Probabilmente il tema va affrontato sì dal punto di vista della messa in sicurezza dell'edificio, cioè come approccio quindi all'applicazione di una normativa esistente, ma ahimè potrebbe comunque esserci la necessità di risolvere quelli che sono i problemi del cosiddetto rischio residuo, vale a dire quando ho fatto tutto quello che potevo fare per mettere in sicurezza l'edificio, sono sicuro che il mio capitale rimarrà intatto? Ecco, questa evidentemente è una tematica che con il convegno di oggi vogliamo affrontare, vale a dire capire sotto forma proprio di intervento di altri soggetti, in questo caso le compagnie di assicurazioni, per dare garanzia totale o parziale a quello che è il patrimonio che evidentemente va garantito e tutelato, perché distruggere macchine, distruggere il capitale dell'azienda significa interrompere la produzione e quindi questo evidentemente non è accettabile. Ci sono paesi che più del nostro naturalmente sono abituati a gestire l'emergenza sismica, che da questo punto di vista sono molto avanti. L'ospite che abbiamo oggi, il dottor Kit Miyamoto, è assolutamente un'autorità in questo campo e quindi a partire dall'esperienza degli altri paesi del mondo, perché qui stiamo parlando di paesi quali la Nuova Zelanda, il Giappone, gli Stati Uniti, la California, ecco, cominciare a muovere i primi passi in questo ambito, che è un ambito evidentemente che rappresenterà naturalmente dei percorsi e delle prospettive future. Quindi sinergia tra esperti della valutazione del rischio, tra compagnie assicurative e manager aziendali, per definire l'eventuale perdita economica e per poi poterla gestire in maniera consapevole. In questo modo l'imprenditore può tutelare la propria realtà aziendale. Assolutamente sì, se i tre soggetti che sono stati adesso citati, l'azienda rappresentata dal suo amministratore delegato, il suo manager, la componente tecnica scientifica rappresentata dal progettista, dall'ingegnere, quindi dall'esperto di sicurezza in senso stretto, e la presenza della compagnia di assicurazioni, queste tre componenti saranno in grado evidentemente di proporre delle soluzioni in termini di valutazione
del rischio e quindi anche di rispondenza in termini di coperture assicurative alle problematiche che sono state esposte. A ricordare che il rischio sismico è sempre presente lo sono i recenti eventi dell'Emilia che hanno messo in luce la fragilità del patrimonio immobiliare in Italia in caso di terremoto, una vulnerabilità che risulta essere ancora più elevata per le attività produttive, dove i danni diretti alle strutture vanno a sommarsi anche alle conseguenze economiche connesse all'interruzione della produzione. Ma il rischio legato al danno economico può essere mitigato investendo in interventi di aumento della sicurezza sismica delle strutture, degli impianti e dei macchinari, che possono essere trasferiti ad un soggetto assicurativo. Pier Luigi Recla, presidente di Cover SRL, società di brokeraggio assicurativo, gestione del rischio sismico e soluzioni globali per proteggersi da questo. Appunto, in base alla sua esperienza a livello di compagnie assicurative, lei porterà proprio la sua esperienza maturata nel campo delle coperture assicurative di importanti patrimoni immobiliari, aziende che quindi si sono rivolte a degli escamotage assicurativi proprio per proteggersi da questo. Sì, certamente. Il nostro compito è quello di trovare soluzione oggi a una domanda forte che arriva dalle imprese, dai cittadini, di coprire il rischio terremoto. Questo naturalmente dopo i casi dell'Aquila e dell'Emilia che hanno rivitalizzato questa richiesta. Oggi questo argomento è di grandissima attualità presso tutte le compagnie italiane perché si stanno confrontando con una disponibilità ad assicurare questi rischi con dei grossi limiti però che sono nel mercato riassicurativo. Perché il 2011 è stato per le compagnie di assicurazione mondiali un anno terribile per i danni catastrofali. È stato un anno quindi con pesantissimi terremoti, lo sappiamo, con alluvioni, con inondazioni, con cedimenti, e il mercato riassicurativo in questo momento sta guardando anche al nostro paese con molta attenzione, innalzando però i costi delle coperture, e noi quindi dobbiamo cercare di trovare degli strumenti alternativi anche che consentano alle compagnie di prestare le garanzie che oggi sono richieste dalle imprese. Garanzie che riguardano certamente tutti i danni strutturali, ma non solo, perché le imprese oggi sono tenute poi a doversi confrontare con i danni da interruzione dell'esercizio, quindi dei mancati guadagni, delle spese che devono continuare a sostenere, e questo è il nostro compito di broker. E quindi oggi davvero anche con questa occasione che ci è data dall'Ordine degli Ingegneri qui di Padova, che meritoriamente organizza questo corso, speriamo di poter dare un contributo e delle informazioni che facciano sì che si intraveda quali potranno essere le soluzioni future. Perché le novità sono anche che potremo passare a un regime di semi-obbligatorietà con il decreto legge 59. Lo Stato oggi sta pensando di rendere anche obbligatorie le coperture. Per questo le compagnie dovranno avere delle capacità per poi poter dare risposta nel momento in cui tali eventi dovessero verificarsi. Okay. In pratica il danno economico da una parte può essere mitigato attraverso l'ottimizzazione di alcuni investimenti per la messa in sicurezza, quindi di strutture, di macchinari, oppure l'azienda può contattare il soggetto assicurativo. Come avviene questo passaggio? Qual è la procedura? Non sono due cose alternative, sono due cose che necessariamente dovranno correre di pari passo, perché proprio per poter contenere i costi assicurativi per le garanzie terremoto, ma non solo, alluvioni, inondazioni, allagamenti, ci sarà necessario lavorare molto nella prevenzione. Noi siamo stati abituati fino ad oggi, lo Stato ci ha abituati fino ad oggi ad un intervento sempre post. Noi invece dovremo operare perché i territori siano messi in sicurezza, perché le costruzioni vengano realizzate con criteri antisismici, ed allora ecco che l'assicuratore potrà prestare queste garanzie e le potrà prestare a costi inferiori. Quindi massima collaborazione tra compagnie assicurative, manager aziendali ed esperti di valutazione del rischio sismico. Assolutamente, questa deve essere una regola che secondo noi non potrà trovare eccezioni. Secondo i relatori presenti, oggi più che mai vi sono delle soluzioni che prevedono la gestione del rischio sismico
e che implicano la collaborazione di esperti nella valutazione del rischio sismico, come le compagnie di assicurazione e manager aziendali. Una nuova metodologia, insomma, ma anche un nuovo tipo di approccio che consente, in primis, di quantificare l'eventuale perdita economica per poterla gestire in modo consapevole, in modo che l'imprenditore possa tutelare la propria azienda, ottimizzando le risorse investite. Miyamoto, membro della Commissione Sismica della California e presidente di Miyamoto International, quindi attualmente coinvolto nella ricostruzione in paesi come Haiti, Nuova Zelanda e in progetti di riduzione del rischio sismico da catastrofi naturali a Bangkok. Lei presenterà alcune esperienze proprio di mitigazione del rischio sismico che sono appunto già diventate realtà in questi paesi. Well, seguire solo i codici, le norme di costruzione, le buone norme di costruzione di progetto per gli edifici antisismici non è sufficiente per neutralizzare completamente il rischio. Nonostante gli ingegneri neozelandesi siano molto preparati e nonostante le normative siano molto avanzate, comunque gli edifici hanno subito danni rilevanti e quasi il 40% degli edifici all'interno della zona centrale, insomma della città, sono andati perduti e non sono riutilizzabili nonostante fossero costruiti con criteri antisismici. Quindi il messaggio è le normative sono utili per preservare la vita delle persone, ma forse ci vuole qualcosa di più per considerare anche il costo economico che il terremoto ha sugli edifici. Rischio sismico c'è, ce lo ricordano i recenti eventi sismici dell'Emilia, Ordine degli Ingegneri, Confindustria Padova e ANCE Padova uniti per far fronte all'emergenza e soprattutto con un occhio di riguardo alle attività produttive. Sì, ecco, questa emergenza abbiamo risposto da inizio anno con un protocollo d'intesa fatto a livello regionale e esteso quindi alla nostra provincia, in cui l'Ordine Ingegneri ha messo a disposizione i propri tecnici per una prima verifica, un primo check delle aziende gratuito, questo è molto importante, e coordinato a livello regionale, quindi è omogeneo in tutta la regione Veneto. A questo hanno risposto favorevolmente 40 aziende che adesso sono sottoposte a questo check e seguiranno ovviamente con l'inizio dell'anno una nuova campagna. Ecco. È un primo passo importante per verificare lo stato delle nostre aziende dopo l'evento sismico e comunque la struttura dei capannoni industriali, la resistenza dei capannoni industriali agli eventi sismici futuri. E questo è un primo passo, come dicevo, che deve ovviamente, nei casi in cui si ritenga opportuno, passare a una parte operativa di investimento da parte degli imprenditori, in quanto il rischio è prima di tutto gli operai che lavorano nell'azienda e dopo ovviamente l'azienda stessa e tutto il capitale investito, in quanto sono coinvolti i macchinari e la merce che ovviamente è a rischio, come ne stiamo parlando oggi. Quindi esperti nella valutazione del rischio, manager aziendali e compagnie assicurative, massima collaborazione, massima sinergia per rispondere insomma al problema. Sì, diciamo che questo invito anche all'offerta dell'Ordine Ingegneri, questa gratuità di servizio è molto importante per incominciare a fare cultura del rischio sismico. Si aggiunge alle numerosi altri rischi in cui, oltre a quello economico che già conosciamo, è il rischio idrogeologico che è di tutti i giorni. E si aggiunge anche questo, però deve essere ovviamente valutato e prevenuto sicuramente, perché a rischio sono le vite umane e i capitali investiti nel nostro territorio. Quindi sicuramente una cultura che va formata dall'inizio, in quanto gli eventi di quest'anno e l'anno scorso hanno reso l'emergenza più che mai attiva nel nostro territorio. Nuove modalità di gestione del rischio attraverso la quantificazione del rischio residuo sono già una realtà in America e Nuova Zelanda, come ha sostenuto Keith Miyamoto, membro della Commissione Sismica della California, attualmente coinvolto nella ricostruzione di 120.000 edifici ad Haiti, e Pierluigi Reccia, socio fondatore della Cover SRL, società di brokeraggio assicurativo che ha portato la sua esperienza nella copertura assicurativa di importanti patrimoni immobiliari e specializzato nel settore della responsabilità civile.